Eccoci qua, allora online con David per il nostro terzo Tech Corner. Yes. Oggi, come promesso, parliamo di dischi, quindi come avete visto dalla copertina, oggi parliamo di dischi. Da dove vuoi partire, David? Allora, iniziamo innanzitutto dalla tipologia di attacco del disco, quindi come il nostro disco si attacca alla ruota e specificatamente al mozzo. Ci sono due tipologie di attacchi. Io in mano un 6 fori, quindi abbiamo 6 buchi che vanno attaccati con delle viti, semplicemente delle viti, solitamente sono Torx T25 solitamente, dati assieme quando si va ad acquistare un disco. L'altra eventualità è di avere un center lock, quindi si ha un attacco diretto con un anello di bloccaggio. Ci possono essere anelli di bloccaggio più grandi o più piccoli, dipende dal tipo di mozzo che abbiamo. Se abbiamo un quick release che è più piccolino va bene questo, se abbiamo un mozzo passante abbiamo bisogno di un anello un po' più grosso, perché sennò non riusciamo neanche a chiuderlo. Una domanda subito fresca, domandina ben iniziata a freddo. Quando io vado ad acquistare una bici, sì, ok, posso già capire se la bici monta 6 fori o center lock? Beh, sicuramente sì, basta una rapida occhiata e vedere appunto se ha un anello o se ha le 6 viti su, quindi è molto facile vedere quale l'uno e quale l'altro. Ok. Cosa consigli tra i due? Allora, attacchi così, giusto? A livello diciamo di comodità, se devo cambiare un raggio, sicuramente il center lock mi aiuta di più, perché basta avere la chiave, svitare, viene via il disco subito e posso lavorare sul mozzo, magari appunto sul raggio, e rimetterlo su in poco tempo. Il 6 fuori sono 6 viti, appunto ci si mette un po' di più, ovviamente, quello sì. Però tra le due a me piace di più il 6 fuori, perché si ha 6 punti di fissaggio, è più chiuso e soprattutto su dischi grandi si sente un po' la differenza. Diciamo, l'altro ha leggermente, diciamo, lasco, mettiamola così. Hai detto una cosa interessante, serve una chiave apposita. Una chiave apposita, non la normale Torx come... No, io dico una chiave nel senso che ci vuole l'attrezzo per toglierli. Ci sono questi hanno una ghiera esterna, sull'altro regia l'attrezzo. Regia l'attrezzo, per cortesia, per il center lock. Adesso arriva dalla regia la nostra velina. Su questo che in mano, invece, che è un serraggio più classico, si ha lo stesso serraggio del pacco pignoni. La chiave apposta dentro qui. Questo invece, essendo liscio fuori, però ha la chiave del pacco pignoni, quindi sulla chiave del pacco pignoni va bene anche qui. Quindi non è una sola chiave, quello purtroppo. Quindi se voglio cambiarmi i center lock a casa, come mi è toccato già fare, devo comprarmi questa. Probabilmente sì. Adesso dobbiamo dare un'occhiata perché ce l'abbiamo qua di. Nel suo caso sì, va bene quella chiave lì, sicuramente. Esatto. O una chiave simile, ovviamente, quello sì. Altra domanda, topic dibattuto. 1 e 2, 2. Ok. Cosa sono questi numeri e perché sono importanti? Allora, se hai 1 e 2 e hai misurato il disco, meglio che ti fermi dove sei e vai da un meccanico o ti compri un paio di dischi nuovi. Perché? Perché i dischi, parlando di spessori adesso, dopo andiamo a affrontare i diametri dopo, però quello lo spessore minimo di un disco nuovo si parte dall'1,8 solitamente con dischi Shimano, si passa al 2 su Magura o su altri dischi e si arriva al 2,3 con TRP, che è il disco quello un po' più cicciotto, diciamo, della serie. Ci sono anche Hope e quant'altro che hanno misure simili, diciamo, di spessore. Ok. E solitamente su tutti i dischi ci sono le misure minime che devono mantenere. Per esempio uno Shimano parte da 1,8, la misura minima è 1,5. Questo che in mano Davide, che è sempre un 1,8 della Galfer, fanno sia 1,8 che 2 la Galfer, si arriva a 1,5 anche qui per questo disco. In base a cosa preferire 1,8, 2, 2,3? Allora, partiamo dal 2,3 che è, diciamo, più facile. L'impianto frenante TRP, per esempio, sulla pinza c'è scritto solo per dischi da 2,3, quindi lì non hai vie di scampo, quello sicuramente no. Una disco da 2 si può trovare su un impianto Magura, altri TRP solitamente, è quello magari più utilizzato su varie tipologie
di impianti frenanti. Può essere anche utilizzato, diciamo, su impianti che montano un 1.8, ovviamente, però bisogna andare un attimo a sistemare con uno spurgo l'impianto frenante. Perfetto. E l'1.8, che è quello classico Shimano, si trova di serie solitamente, o se no anche aftermarket si trovano tutti i dischi da 1.8 di Shimano, quindi lì si va sul sicuro. Sconsiglio magari di mettere un 1.8 su magari su Magura che porta un 2 millimetri di disco, quello sicuramente, quello lo sconsiglio tranquillamente. E invece adesso andiamo a parlare di diametri. Diametri partono da sulla parte corsa, parte grave, anche più che altro corsa, 140 mm, 160, 180, 203 e 200. Questa piccola differenza perché qualche marchio fa il 200 mm e principalmente si trova il 203. E da lì si passa al 2,23 e 2,20. Anche lì il 2,20 principale, il 2,23 qualche caso lo fa, quindi bisogna un attimo dare un'occhiatina, soprattutto quando si fanno degli upgrade, dei cambi da 180 a 200, quali si montano e appunto quali spessori si vanno a utilizzare, perché cambiando diametro del disco si va a utilizzare uno spessore perché dobbiamo allontanare per adattare, diciamo, il tutto, allontanare la pinza, giusto? E appunto per questi upgrade, per questi, diciamo, aumenti di diametro, soprattutto alla forcella, stiamo molto attenti a che diametro mettiamo su, perché ogni forcella ha una sua portata massima. Non è detto che per esempio la Fox 36 porti 223, oppure sì, dipende dalla tipologia. La 36 Ridon porta fino a 200, la Performance e la Factory anche se arriva fino a 220 tranquillamente. Quindi diamo un'occhiata alle caratteristiche della nostra forcella prima di andare a mettere un disco troppo grande, perché sennò rischiamo di farci male, che non funzioni, che vibri e quant'altro. Come faccio io a casa a sapere che diametro supporta la mia forcella? Ok, di serie ovviamente ha sul suo disco che è già corretto. Ok, ovviamente quello sì, sicuramente. ma se volessi maggiorare, però se volessi maggiorarlo tutto, per Fox si va su Ride Fox, e per RockShox tutta la famiglia, c'è anche il sito anche lì che metteremo nei commenti adesso, perché è un po' più complicato. Ok, Fox, allora lo metteremo sotto. Si mette il codice che si trova sulla forcella, sulla testa della forcella si trova, che è qua dietro. solitamente sulla parte sotto o sulla parte qua sopra, dipende un attimo dalla tipologia, se Fox e RockShox comunque ha un codice o di 4 numeri o più lungo. Ok, si inserisce dentro e sulle caratteristiche è scritto massimo diametro di disco. Perfetto, grazie. Ok, abbiamo la regia che ci grazie. dalla regia Ci porta, arrivano forcelle. per esempio adesso lo facciamo scoprire il nostro buon Davide. Andate a bere un caffè tranquillamente, tanto ora che la trovi, sto qua, è sugli occhiali anche, Eccolo qua. Eccolo qua. Questa è la RockShox, trova qua in alto, Fox solitamente ce l'ha qua sotto, questa zona qui. Comprate Fox. Grazie regia, Valletta. Perché lo legge meglio lui, non Barato. Un'altra piccola accortezza da avere per quanto riguarda le bike: sulla ruota posteriore ci sono i magneti per la misurazione della velocità. Possono essere a raggio o possono essere a disco. A disco sul center lock abbiamo un anello con una piccola calamita qui così, oppure se fuori agganciato direttamente con una specie di ponticello e abbiamo, diciamo, la calamita solitamente. Cosa importante quando andiamo a cambiare i dischi, ricordarsi di rimettere su la calamita. Sembra una banalità, però succede anche qui in officina, magari lo si fa magari in 2 step, perché magari c'è gente, arriva qualcuno a pensiero e succede che si parte con la bicicletta, fai 10-20 metri e dopo vedi che non funziona e vai in errore magari per una banalità. Adesso ti racconto ma niente di un aneddoto personale. È successo l'estate scorsa, durante l'uscita, ahimè, un ramo si è infilato dentro, ho spaccato l'originale supportino del magnete. Che c'avevo là un disco pronto, preordinato, perché non si sa mai, un sei-fuori, ho detto vabbè, lo metto su, e da là ho scoperto che i sei-fuori non vanno montati senza l'adattatore.
Quindi già quello è stato il primo ostacolo. Mi ordino l'adattatore. Ho ordinato l'adattatore, monto il disco tutto entusiasta, anche la chiave, tutto entusiasta, parto e non va. E ho capito che mancava sto benedetto magnete. Quindi perché la fregatura è che al momento va, quindi si parte, dopo dipende dal motore e dopo un po' non funziona più la bici, va in errore e non è piacevole. No. Davide ha parlato di adattatori. Cos'è un adattatore? Per esempio, se abbiamo un mozzo che vuole un disco center lock e invece io ho un 6 fori perché ho trovato il mio 6 fori che mi piace tutto, si può con l'adattatore, che adesso vi faccio vedere, che è questo robettino qui, si infila dentro diciamo sul mozzo, si mette il nostro disco 6 fori e si chiude con la ghiera apposta. Questo è uno, dopo ci sono altri, con le viti sono varie tipologie, però comunque si può fare da center lock, mettere un 6 fori, non il contrario, per questioni proprio di misure anche, quello sì. Non tutti i dischi sono consigliati per fare questo tipo di adattamento. Fino a una misura piccola va bene, dopo più su si va, meglio di no. Una domanda: noi possiamo, come ho fatto io ad esempio sulle mie bici che vediamo alle mie spalle, montare anche dischi ibridi, perché io al posteriore adesso ho una stack originale Shimano con pastiglie in resina, come abbiamo imparato dal precedente vlog, e davanti, qua non si vede, vi metto l'immagine di copertura, ho un Galfer 6 fori con adattatore e pastiglia semimetallica. Sì. Allora, quel 6 fori lì, fermo, l'ideale sarebbe stato fare giustamente il contrario e mettere le stack davanti. Sì. Però avendolo io, te l'ha già detto lui, quindi avendolo io comprato per emergenza, quindi col magnete, l'ho messo dietro perché c'è il magnete. Ah, ok. Inutile avere un disco. Non c'è nessun problema, abbiamo noi i magneti per i Galfer, quindi lo puoi mettere tranquillamente dietro. E di altri soldi. Va bene. Si può anche adattare, bisogna un attimo vedere insieme, però su una bici così mettere un adattatore sì e no, diciamo, nel senso che io consiglierei, se possibile, mettere su direttamente. Più pesante è la bici, meglio mettere un adattatore tutto. Vediamo un attimino il disco che monta su Davide. Allora, il materiale con cui sono fatti questi dischi solitamente sono in acciaio. Cambiano da un acciaio, diciamo, con questa tipologia di disco che monta solo pastiglia resina molto morbido, a un disco per esempio come questo che ho in mano o come questo della Galfer. Sono diciamo acciai diversi, lavorazioni diverse. Per esempio il Galfer, questo qui è fatto tagliato al laser, lo Shark, fatto anche in questa maniera, con dentellato così, per la dispersione del calore e quant'altro. Tra l'altro feedback riportato dal famosissimo rider locale Ciccio Ronz, che li ha montati con i Saint. Feedback suo, ha detto, lui è un rider pesante perché passiamo i 100 kg, ha detto che sono una cosa incredibile questi dischi, difatti sono curioso di provarli prima o poi. Sono molto molto buoni, la lavorazione e anche appunto la tipologia di studio e quant'altro vanno a essere un po' più dispendiosi degli altri, ma sicuramente durano di più magari di altre tipologie di dischi, quindi la spesa che fa una persona sicuramente dopo nel tempo va a ripagarsi. Tornando invece ai dischi che sono le stack freezer, come ben dicono i Dragon Ball, questo disco qui è un po' particolare, nel senso che è molto leggero. Perché la parte ovviamente, diciamo, di ancoraggio è più leggera, ma è un disco a sandwich, quindi si ha la parte centrale, se noi lo guardiamo proprio da sopra, dopo magari 2 foto le mettiamo per posso vedere anche bene. Stiamo già vedendo le immagini. La parte centrale è in alluminio e la parte esterna è in acciaio, quindi lo rende leggero. L'alluminio ti fa raffreddare meglio. La parte allettata qui è nera, qui è grigia, ma non cambia assolutamente niente, anzi qui si vede ancora meglio appunto che è proprio alluminio, va a infilarsi dentro e porta via calore, e questo è il sistema, diciamo, di raffreddamento che hanno fatto a Shimano. Ovviamente quando si va a togliere la prima patina, questo è molto importante da vedere il consumo di questo disco. Quando si toglie la patina in acciaio abbiamo un alluminio e sai bene anche te cosa succede. Quindi bel disco, molto leggero,
performante, ma diamo un occhio in più a questo disco sicuramente su bici così pesanti. Magari più per il mondo XC, sì, per quel mondo là. Anche trail, anche però è un bel disco, ma diamoci un occhio in più. Quello sicuramente, starci accorti. Domanda: sì. Durante le mie prime uscite col buon Nick gli feci una domanda, dice: Nick, ma perché la tua bici continua a fare stack? Cioè, porta a vedere, continua a fare questo stack fastidioso. E lui mi disse: Vez, sono i flottanti, semiflottanti. Cosa sono questi flottanti? Allora, tutti i dischi bene o male sono fatti, soprattutto questi o anche questo, sono in monoblocco, quindi hai un pezzo unico, l'ancoraggio diciamo dei fuori e dalla parte esterna è tutto un pezzo unico, sono detti in monoblocco. 2 pezzi invece sono i centerlock, perché la parte centrale appunto ancorata, questa parte qui che è fissa. I dischi flottanti invece hanno la parte interna, diciamo la parte più centrale, la parte più esterna, ancorata con delle specie di anelli che vanno a flottare lateralmente solitamente per avere diciamo una centratura sempre corretta. Okay. Solitamente vanno a pesare un po' di più di solito e sono anche un po' più potenti. Abbiamo anche la sigla. Grazie Venina. Allora, Chiamateci per altre informazioni. visto come ha fatto il cliente, quando secondo te un high stack per chi? Questa tipologia di dischi, quando un galfer, quando un flottante? Allora, Semiflottante, perché i flottanti non esistono. Sì, c'è i semiflottanti. Allora, i semiflottanti non se ne trovano tantissimi, si trovano, ma non tantissimi, diciamo, per un utilizzo un po' più estremo, per l'utilizzatore che anche se fa tech non gliene frega niente, Ok. perché comunque sia in bici è fastidioso per avere questi rumori qua. A me dà fastidio, forse anche a Davide dà fastidio, a certi mi interessa magari più la potenza frenante che magari un disco che va anche un po' a toccare, perché ogni tanto essendo diciamo non fisso, mettiamola così, può andare a toccare un attimino di qua e di là, quindi sulla pedalata può dare anche fastidio. Ok. Quello è un po' più da race e quant'altro, mettiamola così. E un freeze è della Shimano da 1.8, quindi io lo consiglio esclusivamente per impianti Shimano, Con pastiglie ennesima. con pastiglie resine ma anche metalliche. Questo anche può andare per le pastiglie metalliche tranquillamente, ovviamente, come dicevo prima, diamo Visto il costo, magari diciamo che con questo il suo abbinamento perfetto è una pastiglia resina o metallica, quello che sceglie la persona, vedrà lui, alettata ovviamente, così per dare appunto un raffreddamento maggiore a queste tipologie di disco, che possiamo andare giù piantati tutto. E questo va bene un po' su tutte le bici, bene o male. Magari su bici tanto pesanti va a soffrire un po' di più che altro perché magari come struttura è meno, è più verso la leggerezza, verso il raffreddamento, ma non verso magari la potenza proprio. Ok. Sta così po' fuori dente. Un disco secondo me ovviamente ottimamente equilibrato è secondo me questo, che è lo Shark appunto, che sia un bel disco al diametri da 2 sicuramente, mi sembra che da 1.8 bisogna vedere sul trattato, però il Geifer fa entrambi i diametri appunto anche per altre tipologie di impianti. Ottimo raffreddamento, lo fanno solo sui fori, per esempio questo, perché appunto a me dà tanta potenza frenata e tutto, lavorazione al laser, quindi è una superiore, è un ottimo disco, per cui sì, sicuramente costa un po' di più, ci sono tutte le varianti, quello sicuramente sì. Alter fa anche la versione che è questa qui, che è un po' più economica, e è un ottimo disco per questo a livello di acciaio, a livello di lavorazione, quindi se uno vuole spendere appunto quello costa lo Shark, ce ne sono di alternative finché si vuole. Un attimo vedere cosa uno va a fare. Ovviamente se per cross country, per bici più leggere, la Galfer per esempio, mantenendosi sul marchio, fa dischi più leggeri, anche con un'altra lavorazione, appunto più indicati per il cross country, il grave, quindi in base alle esigenze di un utente ci sono tutte le varie alternative. Sicuramente sì. Secondo me siamo stati più che esaustivi, e possiamo andare verso la conclusione di questo vlog. Se avete domande o dubbi, Davide non ha niente da fare,
più o meno. Risponderò la sera, andate tranquilli, dai. La sera La nostra velina se la ride, quindi vi risponde subito, immediatamente, là, aspettare il vostro commento, non ha altro da fare. Fateci sapere, a parte gli scherzi, con un commento se vi è piaciuto, se avete dei dubbi, delle domande, se qualcosa non è stato chiaro, se volete degli approfondimenti. Noi siamo qua noi, Davide, qua apposta, io poi faccio le domande anche al posto vostro. E niente, ci vediamo al prossimo video. It sound right, boy.